I tentativi di approcci sono tanti, parliamoci chiaro. Quando tu ti sei messo con la tua ex moglie, avevi 20 anni, e c'erano altre dinamiche, eri giovane, c'era un altro modo per abbordare una ragazza. Ora no, sono cambiati i tempi. La verità è che poi a 50 anni ti senti uno scarto. Noi a 50 anni siamo scarte. Scarte, proprio scarte, non scarte per dire minchia che è scatto, no, scarte, proprio scarte. Noi siamo, come ti posso spiegare, è come andare a un aperitivo alle 9:30 di sera e arrivi al tavolo dove c'è tutto il mangiare, ecco, e trovi insalata di riso, ecco, un scatto. Noi ci siamo quell'insalata di riso, siamo noi. Ah sì. Che poi pensi, cosa fai? Come ti approcci? Una volta per abbordare una ragazza bastava un fischio, bastava una ragazza che io manco mai a farlo. Io l'altra volta passò una De Matteo, ho detto no, sto facendo un po' di vento e poi oggi come oggi devi stare attento perché se fai rischi la denuncia per molestia, perché ormai bisogna stare attenti perché tu hai molestato, sei un sessista, non puoi fare apprezzamenti, come fai ad approcciarti a una donna? Come l'abbordi? Come l'abbordi? Una volta c'erano tanti abbordaggi, c'era l'abbordaggio diciamo tabacchino. Prima si faceva l'abbordaggio tabacchino, tu avvicinavi una ragazza e dicevi scusami c'è da accendere? C'è da accendere? E lei ti accendeva si sempre era così, c'è da accendere? Certe volte io facevo pure, manco fumava, scusami, non è che da accendere? Sì, ma la sigaretta? Era Fiorimede, era Fiorimede. Ok, devi fare l'abbordaggio, scusami, c'è da accendere? Ora fumare è un'onta, una vergogna pazzesca. C'è gente che tu li vedi fumare anche se bisogna andare fuori, non solo se ne vanno fuori, nei parcheggi si ammocciano sotto le macchine, tipo tempi di scuola, quando uno stava così, sbampava sotto i banchi. Ci vergogniamo perché ormai ti stanno facendo questo terrorismo sul fumo. Non solo c'erano le frasi, ora ti fanno pure le fotografie. E c'è chi do sacco pieno, c'è chi ti fanno abitare chi do per incretato, che veramente io una volta metto un pere tutto malo come si vede, ma chi so, sbampo con pera la sigaretta, non si capisce, ormai ti danno. E se vai a fare tu, vai a chiedere a una ragazza, scusami, c'hai da accendere, come è successo l'altra volta a me, ho detto a una ragazza, scusami, c'hai da accendere? Questa mi ha guardato e ha detto, cioè, perché tu fumi? Cioè, tu nel 2021 ancora fumi? Nel 2020 volevo smettere, poi tra Covid, chi si è camminato e disse, quanto continuo, tanto ormai c'ho un video stellato, mi scantare una sigaretta. E insomma, quindi capisci? Cioè, questa mi fa dice, scusami, c'è da accendere, dice, ma tu fumi? Tu fumi, cioè tu lo capisci che la sigaretta, che la carta della sigaretta c'è il catrame, cioè tu lo capisci che il tabacco contiene la nicotina, che la nicotina, diciamo, il passaggio dal fumo al cervello è immediato, che crea assuefazione e che tu rischi poi di non poter smettere più e che te ne vai in crisi di astinenza e che vai in delirio e che c'è crisi epilettiche, perché la sigaretta, ma un sogno un quel noto io. Tu un fumo, ma tu fumo ce ne vedo però. Non lo sai più, come abbordare una donna non lo sai. Non sai minimamente come la puoi approcciare. Quando eri più giovane, tu pensi a quando l'hai abbordata, quando avevi 20 anni, quando andavi a scuola, quando eri in vacanza, in villeggiatura, e c'erano quei bei falò in spiaggia, che non me li posso dimenticare. Io suonavo la chitarra, andavo sempre in spiaggia a suonare, facevamo i falò e io suonavo la chitarra. Là ci pomiciavano tutti e io suonavo la chitarra. Ero destinato per una volta sola che ho rimorchiato una ragazza, si fotterà la chitarra, che è stato uno dei momenti più brutti della mia vita, ancora me lo ricordo. Oppure c'erano le feste, c'era il bastone, il gioco della bottiglia. E mi ricordo che quando giravano la bottiglia e ne sceva io, tutte scappavano, tutti i femmine io ero lo sfigato del gruppo, proprio momenti brutti. Il bastone che stava sempre con sono in mano, perché là ci andavano tutti, si andavano a imboscare, c'era il lento, il tempo delle mele, e a me arrivava il tempo della pira. E insomma, che poi veramente, tu pensa come abbordavi? Prima si abbordava per delega, vi ricordate? Chi può avere 50 anni, chi ha vissuto negli anni 80, quando si abbordava perché tu andavi dal tuo compagno
Gianluca, glielo puoi dire a Luisa se si vuole mettere con me? E Gianluca tichi. E Luisa dice Ernesto ti vuoi mettere con lui? E Luisa dice ma tu perché sei buona Ernesto? E certo, effettivamente. E mi sa che ha una patta a 70 perché Luisa appena ci disse il nome si scaffiò. No, insistisci. Dille che c'ho la moto, dille che c'ho la moto. La moto era un lusso. Il Cagiva 125, non il Vespa 125 arcobaleno o il Cagiva, cioè il Cagiva, la Priglia. Sì, allora dice, sì, aspetta che gli dico, dille che dice, va bene, allora gli dico che c'hai. Oh, Luisa, senti, Ernesto c'ha il Cagiva 125. No, me ne fotte ne, non ci voglio con me. Niente, ne manco con Cagiva. No, insistisci, dille che c'ho la patente, che io fra un anno mi prendo la patente. La macchina era importante, all'epoca la macchina aveva un suo valore. Allora lui andava, dice, senti Luisa, dice Ernesto che praticamente diciamo che fra un anno avrà la patente. Ah, se c'ha la patente allora forse me la potrei accollare. Ui, che ne fatta fu, che tranquillo. Dice che se c'hai la patente se lo può accollare. Hai fatto meno male perché io cagiva su fottere stamattina. Era un tentativo vano, però a volte ci riuscivi.